Buongiorno, alle principali notizie. A Catania la Guardia di Finanza ha scoperto un sistema di finte società per eludere il fisco, misure cautelari per 2 imprenditori cinesi e 2 commercialisti, sequestrate 4 società e beni per 6 milioni di euro. Ad Agrigento, indagato un uomo di Licata per abuso su 2 sorelline, le ragazze, oggi maggiorenni, hanno confermato le violenze. Intimidazioni e minacce, la mafia rurale comanda ancora a Corleone, 3 arresti, manette anche il nipote di Totò Riina. 2 spaccate in poche ore in una pasticceria in un panificio di Gela, salgono a 10 colpi di questo tipo in pochi mesi. Incendio doloso, distrugge uno storico pub di Caltagirone, il titolare, che è anche consigliere comunale, dice una sconfitta per la società civile. Nella zona industriale di Gela tornano le cicogne, 50 coppie hanno fatto il nido sui tralicci elettrici. Il Cicogna Day racconta una rinascita ambientale. Calcio, il Catania in ritiro a Veronello in vista dell'esordio nei play-off. 2 le priorità in casa rossazzurra, recupero degli infortunati e novità in fase offensiva. Buongiorno, benvenute e benvenuti. E dunque a Catania un sistema di scatole cinesi, società che cedevano rami d'azienda per creare nuove ed eludere il fisco. Sequestrate 4 aziende e beni per 6 milioni di euro. Accade appunto a Catania. Il sistema collaudato era stato messo su da 2 imprenditori cinesi e 2 commercialisti, padre e figlio, Natale e Salvatore Strano. Mesi di indagini per scoprire che da anni le 2 società, Oriente World e Chen Chenhua, a Mister Bianco e Catania, erano state messe in liquidazione per debiti di oltre 10 milioni di euro. Dalle intercettazioni telefoniche ambientali, le Fiamme Gialle e la Procura hanno scoperto che quelle aziende che vendevano abbigliamento e articoli di ogni genere aprivano e chiudevano per frodare appunto il fisco. Adesso andiamo ad Agrigento, meglio a Licata, dove è indagato un uomo per abusi su 2 sorelline. Sentiamo il servizio di Davide Sardo. Per anni avrebbe abusato di 2 sorelline, allora minorenni, un'accusa pesantissima che oggi porta un 45enne di Licata al centro di un'inchiesta per violenza sessuale aggravata. La Procura di Agrigento accelera, il pubblico ministero Gaspare Bentivegna ha ottenuto l'incidente probatorio, un passaggio chiave per fissare le prove in vista di un possibile processo. Questa mattina davanti alla GIP di Coletta Sciarratta le 2 giovani hanno confermato le accuse già rese agli inquirenti. L'indagine nasce dalla denuncia di una delle vittime presentata dopo aver raggiunto la maggiore età. Determinante il confronto con la sorella. In aula sono stati prodotti chat, messaggi e registrazioni, elementi che gli investigatori ritengono rilevanti. Nel cellulare sequestrato all'indagato sarebbe stato trovato materiale di interesse investigativo. In una prima fase era intervenuta anche la Procura di Palermo per ipotesi legate alla pedopornografia. Le presunte vittime parlano di abusi iniziati nel 2015. Ora si attendono le mosse della Procura. A breve potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio. A Catania 2 pregiudicati a bordo di 2 moto enduro senza targa non hanno rispettato l'ALT della polizia nei pressi del Faro Biscari e sono fuggiti, raggiunti dopo un lungo inseguimento da motociclisti della squadra delle volanti della Questura, grazie anche alla collaborazione di un elicottero della polizia del reparto volo di Palermo. Ve lo vedete le immagini, sono stati bloccati nello storico rione di San Cristoforo e arrestati per fuga pericolosa. La fase finale della loro cattura è stata ostacolata anche da alcuni residenti del quartiere. Ai 2 indagati sono state contestate anche sanzioni per le infrazioni del codice della strada per 2.500 euro. Adesso veniamo alla mafia di Corleone, intimidazione e minacce. La mafia rurale comanda ancora, 3 arresti eccellenti, in manette anche il nipote di Totò Riina, Luca Ciliberti. C'è anche il nipote di Totò Riina tra le persone arrestate nel corso dell'ultimo blitz antimafia coordinato dalla DDA di Palermo. Si tratta di Mario Grizzaffi, 60 anni, figlio di una sorella del capo dei capi morto in cella. Già in passato era stato arrestato per mafia e nel 2019 gli erano stati sequestrati beni per $500 000. Con lui sono finiti in manette anche Mario Gennaro, di 53 anni, e Pietro Maniscalco, di 62 anni. L'inchiesta fa luce sulla mafia arcaica che Corleone sembra ancora resistere anche agli arresti eccellenti.
Una mafia legata ai terreni agricoli, fatta di estorsioni, minacce, furti, danneggiamenti di mezzi agricoli e perfino alcuni privati che si rivolgevano in prima persona ai boss per acquistare un terreno. Un controllo rigidissimo del territorio ricostruito punto per punto dalla DDA di Palermo tra il 2017 e il 2023. Uno degli arrestati dell'operazione di oggi, Mario Gennaro, non sapendo di essere intercettato, racconta persino la sua affiliazione al clan con dovizie di particolari. Quando era vivo lui, e il riferimento è a Totò Riina, è venuto a farmi entrare nella società. Io avevo 18 anni, ricorda. Mi bucarono lui e mio zio Lillo. Poi Gennaro racconta la lunga attività criminale con il nipote di Riina, Mario Grizzaffi, e sempre dalle intercettazioni si sente: a tutti, ha accontentato a tutti quando sono stati in galera. Mario era sempre a disposizione. Mario non ha mai sbagliato né a comportarsi con la gente e né a comportarsi con nessuno. I carabinieri di Gela hanno arrestato un ventenne per concorso in tentato omicidio. Secondo gli investigatori è il complice di un altro giovane già arrestato l'anno fa che sparò ferendolo un 42enne. Veniamo alla faida che per il controllo del territorio del mercato della droga dietro le 4 sparatorie avvenute il mese scorso a Palermo. Sentiamo Maglio Viola. C'è una vera e propria faida pronta a salire di livello dietro la sparatoria con feriti di via Montalbo a Palermo, collegata secondo gli inquirenti a tutte le altre sparatorie intimidatorie avvenute in città, soprattutto nel mese di aprile, ma iniziate addirittura a novembre scorso. All'indomani del fermo di 3 presunti responsabili del ferimento di Danilo Dignoti, bersaglio degli aggressori, e di una donna di 67 anni, una passante che si stava recando alla vicina macelleria, le indagini non sono affatto chiuse. Secondo la ricostruzione effettuata grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, Giovanni e Salvatore Gioè di 21 e 20 anni e Rosario Sposito di 35 sarebbero arrivati in pieno mercato a bordo di 2 ciclomotori. Il primo faceva da apripista e avrebbe indicato il bersaglio ai 2 complici sul secondo ciclomotore. La spedizione contro Dignoti era la risposta alla gragnola di colpi, una trentina in tutto, sparati la notte prima con un Kalashnikov contro l'auto e la casa dei fratelli Gioè in via Don Minzoni. Sullo sfondo la crescente violenza delle giovani leve criminali. I colpi di mitra infatti erano già stati usati in altre 2 occasioni contro un deposito di auto da Nolo a Tommaso Natale e contro un ristorante a Sferracavallo. Per gli inquirenti è la scalata delle giovani leve violente ai ranghi superiori di Cosa Nostra, una generazione che torna appunto alla violenza come strumento di potere e non vuole restare nell'ombra. E restiamo a Palermo. La borgata di Sferracavallo cerca di reagire all'ondata di intimidazioni. Si vedono più forze dell'ordine, ma non è ancora sufficiente, dicono i nostri microfoni commercianti residenti. Sentiamo Emanuela Corsi. Dobbiamo sopravvivere a tutto questo. Se i nostri figli ci diranno: papà, ma tu hai paura? Ci diremo sicuramente no, noi non abbiamo paura. Noi siamo i papà supereroi. È la risposta della società civile, che non si piega alla paura e scende in piazza per opporsi alla criminalità e dice no alla mafia. Sferracavallo, dopo le intimidazioni e le raffiche di Kalashnikov, reagisce, anche se la preoccupazione è palpabile tra i residenti e i commercianti della borgata, da sempre considerata tranquilla e che negli ultimi tempi invece è finita nel mirino dei criminali. Un po' di paura c'è. Sono nato e cresciuto qui, è stata sempre una borgata bella per il mare e per tutto. In questi giorni qualcosa è cambiato a Sferracavallo. C'è più presenza delle forze dell'ordine, ma non è ancora abbastanza, ci dicono. Con le speranze che la giustizia ci aiuta e possibilmente di poter avere più controlli. La manifestazione dello scorso 2 maggio contro il racket, organizzata dall'associazione Filis, ha visto una grande partecipazione di cittadini e rappresentanti delle istituzioni. Ancora una volta a dare l'input sono i giovani, che vogliono riappropriarsi dei loro territori e vivere nella legalità e nella sicurezza. Nel 2024 nasce Filis, un'associazione civica, no profit, apolitica, con l'unico scopo di cambiare Palermo. E lo abbiamo fatto con segnalazioni, clean up, impegno civico, impegno sul territorio. Per gli organizzatori la sicurezza non è un problema circoscritto alla borgata di Sferracavallo, ma riguarda l'intera città di Palermo, dove si assiste ad un'escalation di violenze. Adesso a Gela, dalla raffica di furti lampo a 2 spaccate in poche ore in una pasticceria e un panificio, salgono a 10 gli episodi messi a segno in pochi mesi. GR Italia.
È un'escalation che non si ferma. In città nel giro di appena 24 ore 2 nuove spaccate riportano alta l'attenzione su un fenomeno ormai diventato strutturale. Colpi rapidi, mirati, con bottini modesti ma danni pesanti per i commercianti. Un segnale chiaro, non si tratta più di episodi isolati. Il primo assalto in via Francesco Crispi alla pasticceria Peccati di Gola. 2 uomini incappucciati sfondano la vetrata, entrano e in poco più di un minuto portano via la cassa, tutto ripreso dalle telecamere. Immagini ora al vaglio degli investigatori. Poche ore dopo, a breve distanza, un secondo colpo su corso Salvatore Aldisio, stavolta cambia la tecnica, accesso forzato da una porta laterale, un solo uomo volto coperto, bottino minimo appena 80 euro. Il registratore di cassa viene ritrovato poco lontano, abbandonato. 10 episodi di spaccata in pochi mesi, numeri che pesano più delle cifre rubate, perché a crescere è soprattutto il senso di vulnerabilità tra gli esercenti. E mentre la città fa i conti con i furti seriali, arriva una svolta su un altro fronte della criminalità. 2 arresti per una rapina ben più grave, quella ai danni di un commerciante di gioielli aggredito lo scorso 24 aprile nella zona di Mulino a Vento. Fermati 2 cugini, Nunzio e Luigi Di Noto, entrambi con precedenti. Secondo gli inquirenti avrebbero pedinato la vittima per poi colpirla portando via una valigia con preziosi per un valore di circa 100.000 euro. Il commerciante è rimasto ferito mentre la refurtiva non è stata ancora recuperata. Importanti in questo caso però non solo le immagini di videosorveglianza ma anche le testimonianze dei tanti cittadini presenti sul posto, una inversione di tendenza rispetto all'omertà spesso diffusa. Questo devo dire che è un buon segnale, perché poi la rapina mentre avveniva era particolarmente violenta perché loro volevano a tutti i costi sottrarre questi gioielli, non so se avevano idea di quanto ammontasse il valore, e lì diverse persone sono intervenute. Le indagini intanto vanno avanti, ma una cosa è chiara: la linea tra criminalità spicciola e organizzata appare sempre più sottile e la città chiede risposte prima che l'emergenza diventi normalità. A Caltagirone un incendio ha distrutto uno storico pub di proprietà di un consigliere comunale. Luca Ciliberti. Un incendio la notte scorsa ha distrutto lo storico Atlantic City Lounge Bar di Caltagirone del consigliere comunale Claudio Panarello del Movimento 5 Stelle. Pochi dubbi sulla matrice dolosa del rogo, ma saranno le indagini a chiarire meglio la dinamica dell'accaduto. Il titolare, consigliere comunale, ha presentato una denuncia, ma afferma di non avere alcuna idea rispetto alle possibili cause e all'origine del gesto. Colpiscono anche la città, le imprese della città, la parte economica, il cuore economico della città. Quando accade una cosa di questa è una sconfitta soprattutto per noi, per la città, per la società. All'imprenditore è giunta la solidarietà delle istituzioni. Per il sindaco di Caltagirone Fabio Roccuzzo è un atto di una gravità inaudita che colpisce una persona per bene, un imprenditore serio che da anni dà un significativo contributo al rilancio commerciale della città. I parlamentari del Movimento 5 Stelle nelle commissioni giustizia e antimafia della Camera parlano di un attentato e affermano che in territori ad alta densità mafiosa questi gesti hanno un significato preciso e non sono gesti improvvisati da cani sciolti. Attendiamo gli esiti delle indagini, ma di fronte a un episodio che appare di matrice dolosa è indispensabile che si vada fino in fondo, senza esitazioni, per individuare responsabilità e mandanti, dicono tutti i rappresentanti istituzionali del Movimento 5 Stelle. Lo Stato deve saper dimostrare con i fatti di essere più forte di ogni forma di intimidazione. Ci aspettiamo, aggiungono, che la politica tutta faccia sentire unanime la propria voce di fronte a un attentato così vile e grave. A Catania è dedicata a tutti i piloti la rotatoria che conduce all'aeroporto. Sentiamo Tonino De Mana. Non è un semplice velivolo, ma è un'opera che mette in scena l'essenza, il volo. Con questa premessa è stata inaugurata la monumentale rotonda di via Fontana Rossa, impreziosita da un aereo, elemento simbolico di valorizzazione dell'area e non solo. Cerimonia e consueto taglio del nastro a Santa Maria Goretti è il nuovo punto di riferimento per chi spicca il volo da Catania. Quasi a volere dare il messaggio di un buon viaggio a chi deve intraprendere una partenza o chi sta arrivando. Un'opera dall'elevato valore simbolico ed affettivo, come spiega l'ingegner Simone Massaro. Questo aereo è un simbolo del legame fra la mia famiglia e l'aeronautica militare italiana e la nazione. L'aereo è un Fiat G91 su cui volò mio padre, che era per l'appunto un pilota dell'aeronautica militare e che servì l'ultima parte della sua vita lavorando qui al 41esimo stormo. Al cuore non si comanda, concetto ribadito dal sindaco trentino. C'è un'opera per onorare il papà di Simone Massaro ed è quella cosa che vorrei segnasse anche il modo di intraprendere i rapporti con i nostri familiari. Il monumento rende onore a tutti i piloti che con coraggio hanno servito e continuano a servire ogni giorno il nostro paese. Una breve pausa e poi la sfida dei vignaioli indipendenti.
vino raccontato dalla vigna alla bottiglia è la sfida dei vignaioli indipendenti che si racconteranno a Catania con il sabato del vignaiolo aperto alla città. Desiree Ferlito. Non solo vino, ma identità, territorio, responsabilità. I vignaioli indipendenti siciliani scelgono Catania per raccontarsi e per spiegare un modello produttivo ancora poco conosciuto, ma sempre più strategico per il futuro della viticoltura nell'isola. Al centro c'è la FIVI, Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti. È un principio chiaro. I vignaioli indipendenti coltivano le proprie uve, vinificano i propri mosti e commercializzano le proprie bottiglie. Da Catania la delegazione siciliana rilancia così il proprio impegno, presentando il sabato del vignaiolo, iniziativa nazionale in programma il 9 maggio che a Piazza Scamacca dalle ore 17 porterà produttori e cittadini a incontrarsi tra degustazioni, masterclass, racconti e confronto. È un meccanismo virtuoso. Io vendo una bottiglia al cliente che mi viene a fare visita in cantina, poi quella stessa bottiglia la ritrova nel ristorante quando va a cena e poi magari se la ritrova pure nel ristorante sotto casa dall'altro lato del mondo, e quella bottiglia diventa sia un ricordo che anche un modo per scoprire un territorio. Un modello che continua ad attrarre nuovi produttori perché racconta un vino più leggibile, più legato ai territori, più vicino a chi lo beve. Un appuntamento che vuole avvicinare cittadini, appassionati e produttori, dando voce a chi il vino non si limita a venderlo ma lo accompagna dalla terra alla bottiglia. Adesso a Gela 50 coppie di cicogne nidificano sui tralicci elettrici. Il Cicogna Day racconta una rinascita ambientale. Gerry Italia. A Gela, dove per decenni il paesaggio è stato dominato dall'industria, oggi a prendersi la scena sono le cicogne. Un ritorno che ha il sapore della rinascita ambientale che viene celebrato con il Cicogna Day, una giornata interamente dedicata all'osservazione di questi uccelli, simbolo di biodiversità. Qui, nella piana di Gela, le cicogne hanno trovato un habitat favorevole, arrivando a nidificare persino sui tralicci dell'energia elettrica, un fenomeno che senza interventi mirati avrebbe potuto rappresentare un rischio. La piana di Gela è la colonia più grande d'Italia di cicogne, questa è una cosa importante. Dobbiamo anche dire che quest'anno, lo scorso anno, abbiamo firmato una convenzione tra la regione, l'ente gestore della riserva del Biviere, la LIPU, e l'Enel Distribuzione, perché come vedete le cicogne nidificano sui pali tralicci dell'Enel, che sono i tralicci della media tensione. Abbiamo fatto questo accordo in cui l'Enel si impegna a ridurre gli impatti ambientali di tutti questi pali, perché a volte le cicogne muoiono per elettrocuzione o per impatto sui cavi. Quindi l'Enel nazionale per la prima volta in Italia sta facendo anche quest'altro progetto a Gela. Un impegno portato avanti anche dalla LIPU nella riserva del Biviere, che ha trasformato l'area in un modello di tutela ambientale. E proprio grazie al progetto Geloi Wetland, dedicato alla ricostruzione delle zone umide, è arrivata anche una menzione ministeriale, un riconoscimento che premia un territorio capace di reinventarsi. Intanto nella vicina Niscemi si lavora per ampliare la rete dei paesaggi attivi, candidati al Premio Nazionale Paesaggio 2026, un percorso che guarda al futuro partendo proprio da qui, dalla natura che ritorna. Una breve pausa, poi il calcio con il Catania che si prepara ai play-off. Eccoci al calcio, il Catania a Veronello per una settimana di ritiro in vista dei play-off che per i rossazzurri scatteranno il 17 maggio. Attenzione alta su infortunati e su possibili novità in fase offensiva. Francesco Triolo. Un richiamo forte all'unità di intenti per ricompattarsi e affrontare i playoff con l'obiettivo dichiarato di vincerli. Mimmo Toscano, alla vigilia della partenza per Veronello, ha fatto il punto della situazione in casa Catania. I rossazzurri si alleneranno per 6 giorni in Veneto, dove disputeranno anche 2 amichevoli, una delle quali con una squadra del girone A di Serie C. Durante il ritiro l'attenzione sarà focalizzata anche sui tanti infortunati acciaccati, l'obiettivo è il recupero, ma senza forzare. Dopo questi 2-3 giorni che faremo là di ulteriori valutazioni e prendendoci meno rischi possibili, potremo dire chi potrà essere disponibile per la prima gara di playoff. Ho buone sensazioni su tutti, poi è normale che 15 giorni, per questo noi dobbiamo portarli gradualmente senza prenderci nessun rischio fino alla gara ufficiale del turno di playoff. Che sarà il 17 maggio, quindi ci sono 12 giorni per lavorare sui recuperi, ma anche su altri aspetti, anche nuovi, legati al sistema di gioco.
soprattutto per rendere il Catania più pericoloso in fase offensiva. Fare qualcosa di diverso per essere più prolifico, più determinato in fase realizzativa, curare più l'aspetto offensivo e della determinazione nel determinare la mole di gioco che dovrai produrre. Su questo ci siamo soffermati, perché le altre caratteristiche, le altre certezze che non l'ha mai perso questa squadra. E quindi osservati speciali saranno gli attaccanti da Caturano alle condizioni Forte e Cicerelli, oltre che Tirolfini, che entrerà gradualmente in gruppo, non avendolo rischiato contro l'Atalanta Under 23. È tutto, la prossima edizione alle 14. Grazie per l'ascolto e buona giornata.